Il nostro obiettivo è prettamente un obiettivo culturale, cioè noi vogliamo suscitare con questi convegni, con questi incontri con la popolazione, vogliamo suscitare un dibattito su quelli che sono i temi che riguardano la città di Conegliano, il suo sviluppo, il recupero delle aree dismesse, la viabilità, in sostanza quello che è un po' lo sviluppo dell'area anche con riferimento al territorio UNESCO. Infatti il tema di questa sera è Conegliano Futura, però intervengono diversi relatori che riguardano interventi sia su Conegliano ma anche su quello che è il territorio dei 29 comuni dell'area UNESCO. Quindi il nostro interesse è un interesse, di suscitare e promuovere dibattito, perché dal confronto, dal dibattito, dalle idee vengono fuori le soluzioni per la crescita di questi nostri territori.